Oggi in prima commissione, congiunta con la seconda, abbiamo discusso un importante argomento che riguarda il Veneto, cioè il sistema ferroviario di questa regione. L'accordo che l'assessore De Berti ha fatto con Ferrovie dello Stato per migliorare il servizio. Tante sono le novità, soprattutto con dei mezzi nuovi che arriveranno nei prossimi anni e anche un aumento della qualità del servizio, soprattutto nelle stazioni, oggi molto discutibile. Quindi un argomento trattato per molte ore, ma che meritava, perché il servizio ferroviario è utile per gli studenti, è utile per i lavoratori, ma anche per un turismo che continua a crescere. Abbiamo cercato di capire a che punto siamo con lo sviluppo della SFMR, che era inizialmente diviso in più fasi. In realtà le fasi dovevano a un certo momento diventare operative, ma mi sembra ci sia un'altra scelta in questo momento che dà luogo più alla sistemazione di priorità che ci sono nella rete ferroviaria veneta. È un superamento di un modello di SFMR, perché voleva dire in qualche maniera nella triangolo Castelfranco, Padova, Venezia, che era quello della prima fase, completare anche parcheggi scambiatori con la mobilità su gomma, attivare la concertazione degli orari in modo tale che ci fosse la puntualità dell'arrivo dei treni, cioè adeguare una rete e su questa partire con tutta una serie di servizi e rendere ottimale appunto questo trasporto su ferro. Mi sembra ci sia un modello diverso, utile ma diverso rispetto a quello che era partito all'inizio degli anni 90, e su questo appunto abbiamo cercato di capire se abbiamo gli investimenti necessari in questo momento per sviluppare tutta una serie di operazioni importanti, la chiusura di alcuni passaggi a livello. Mi sembra che ci sia questo come un punto di arrivo importante da attivare, l'acquisto di nuovi treni e di carrozze per incrementare sia la mobilità lenta che sia quella veloce. Cioè un messaggio che è venuto oggi a tutto tondo, che dà alcune spiegazioni, però in controluce c'è anche la non realizzazione di quel modello iniziale dell'SFMR che sta diventando un'altra cosa.